Io ringrazio gli amici di Sardegna Nazione perché oggi hanno potuto permettere questa manifestazione di opposizione al nucleare. Un nucleare che, a quanto ci consta, nessuno lo vuole. Non lo vogliamo noi in Sardegna, non lo vogliono neanche in Italia, non lo vogliono in nessuna parte del mondo perché fa solo male questo nucleare. Dobbiamo ringraziare tutti gli amici che sono venuti qua, dai movimenti politici come Amanca, dal Partito Sardo d'Azione, come potete vedere, dagli amici del Social Forum di Cagliari, al comitato che gettiamo le basi, alla Confederazione Sindacale Sarda. Siamo tutti qua, tutti coloro che hanno a cuore il bene della nostra terra. Noniuca ha organizzato una manifestazione a dicembre per rivendicare non soltanto il discorso di no al nucleare, ma la sovranità, una sovranità che deve essere presa dagli uomini, le donne di questa terra, per permettere a coloro che devono nascere di nascere in una terra libera e soprattutto ancora pulita, poiché questo ci vogliono eliminare, questo ci vogliono levare, il fatto che la nostra terra rimanga pulita e libera da tutte quelle che sono le varie invasioni di situazioni veramente aberranti per il nostro territorio. Come prima ha detto anche il sindaco di Santa Giusta, l'ha messo in evidenza che ci vogliono mettere anche tutte queste pale eoliche di fronte ai nostri mari. La nostra terra è una terra libera, bella, e noi la vogliamo, come dire, dare ancora di più spazio a quelle che sono le cose belle per questa terra, perciò vogliamo dare la possibilità alle persone di venire qua e godere una terra da un punto di vista turistico perché si mantiene integra. E allora noi vogliamo oggi rivendicare la nostra sovranità, poiché questo capo nuragico lo ha fatto nell'antichità e lo continua a ripetere a noi sardi: libertà, indipendenza, sovranità del popolo sardo, no al nucleare! Adesso invitiamo anche gli amici di Sole Bentu, perché prima non l'ho citati, che sono presenti, a poter prendere la parola, visto che avevano presentato una mozione al Consiglio regionale forte e determinato contro il nucleare e per le cose non invasive. Qui abbiamo Michelangelo Puliga e poi diamo a lui la parola.